Ciao ragazzi, benvenuti a Bovolone, nel centro della pianura veronese, alla vigilia della 746esima edizione della Fiera Agricola di San Biagio, che si svolgerà qui dall'1 al 4 febbraio sul piazzale Aldo Moro. La Fiera Agricola di San Biagio, tuttavia, non è soltanto una fiera, è un qualcosa che va molto oltre, perché la possiamo considerare la sintesi di un'evoluzione ultrasecolare del paese, l'espressione di un viaggio che è cominciato tantissimo tempo fa e che porta con sé dei valori umani e culturali che oggi vorrei provare a farvi conoscere, andando dietro le quinte storiche del paese e di questa manifestazione, perché è proprio lì, dietro le quinte, dove a me piace sempre molto andare, che si ritrovano i significati più profondi. Per raccontare la fiera, ma prima ancora per raccontare Bovolone, occorre partire dall'acqua. Il nome stesso del paese deriverebbe, questa è l'ipotesi almeno più accreditata, dal latino bodolonus, la terra delle rane, perché il ranabodolo, per l'appunto, in termini dialettizzato, sarebbe il girino. E questa non è un'attribuzione casuale. Perché? Perché un tempo questo era tutto un territorio paludoso, acquitrinoso, come testimonia l'eccezionale rinvenimento di qualche tempo fa di una necropoli terramaricola in località Prato Castello, poco lontana da qui. E in quegli scavi furono ritrovati veramente degli oggetti importanti, urne cinerarie, punte di selce, oggetti decorativi e per l'appunto anche dei resti di palafitte. Nel parco archeologico della Valle del Menago, che è un'oasi naturalistica splendida che si trova proprio qui dietro, non a caso è stato costruito un villaggio preistorico, riconosciuto come uno strumento estremamente importante per gli studiosi non soltanto locali ma anche internazionali, ma anche per studiare le origini del paese, in cui nell'antichità si sono avvicendate diverse popolazioni, tra cui gli Illirici, gli Etruschi, i Galli Cenomani, gli stessi Romani e poi le invasioni barbariche, insomma un avvicendamento non indifferente di popolazioni e di conquiste. Questa era terra d'acqua. Dal 1500 e nei secoli successivi fino più o meno agli anni 20 del secolo scorso, in questa zona, nella zona di Bovolone del circondario, c'erano tantissime risaie e quindi nacquero anche le pile per pulirlo il cereale. Questa, per esempio, è la pilla della Villa Bianchi, ex Villa Bianchi, ora Corte Poiana, di proprietà della famiglia Volpi. Ed è un impianto fantastico perché ha contribuito a far crescere notevolmente le campagne bovolonesi. Ha circa 400 anni e recentemente è stato con molta pazienza ristrutturato dagli attuali proprietari, che non solo hanno restituito il senso del lavoro che si svolgeva qui dentro, ma proprio hanno anche ricostruito tutto l'ambiente tipico di quell'epoca, con tanto distanza del pilota, ovvero colui che azionava l'impianto, gestiva l'acqua per il flusso che faceva muovere i pestelli, i quali a loro volta lentamente, con questo suono cadenzato, tom, 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 pulivano il riso. Occorrevano anche diverse ore per avere pochi chilogrammi di riso, quando invece le macchine di oggi ne fanno quintali ogni giorno. È un gioiello rurale che è stato restituito ai giorni nostri. Ma qui dentro, nell'ex Villa Bianchi, c'è anche un altro gioiello che ci tengo a farvi vedere. Questo è il mulino, perché nelle campagne bovolonesi un tempo c'era sì il riso, ma c'erano anche i seminativi, i cereali, e l'attività molitoria per Bovolone e per tutto il circondario è sempre stata particolarmente importante. Anticamente, grazie a mulini come questo, ce n'erano anche degli altri qui intorno, ma questo era sicuramente il più importante. E in tempi più recenti, nel Novecento, grazie al mulino milanesi, quasi in centro paese, mulino milanesi ex mulino Pasini. Perché è stata importante l'attività di trasformazione dei cereali? Perché le farine hanno contribuito a far nascere alcune realtà di trasformazione agroalimentare che hanno scritto veramente delle pagine importanti nella storia economica e sociale di Bovolone, contribuendone a uno sviluppo importante. Primo fra tutti il biscottificio Bovolone, che per decenni ha dato da lavorare a decine e decine di famiglie e continua a farlo tuttora, oggi è di proprietà di Vicenzi. Poi c'è l'antica pasticceria Perbellini, più di 150 anni di attività, che nel corso degli anni si è affermata come una delle realtà più importanti e più significative nel mondo della pasticceria nazionale. Il pastificio Passilongo, ex pastificio Zanca, dove mosse i primi passi un personaggio che risponde al nome di Giovanni Rana.
e in tempi più recenti il pastificio Mozzo di Villa Fontana, dove c'è praticamente uno sposalizio, potremmo dire, tra un settore dell'economia che è quello del legno, che è fatto da traino soprattutto nel secondo dopoguerra, e i Mozzo sono imprenditori di lunga data, e quello del mondo agroalimentare, ovvero la trasformazione delle farine in pasta alimentare per l'appunto. Ora però facciamo un salto all'indietro nel tempo. Arriviamo al 24 giugno dell'813 e quella è una data particolarmente significativa per Bovolone, perché a quell'anno si riferisce il primo documento ufficiale in che si conosca in cui viene menzionato Bodolonu come possedimento vescovile, in pratica un feudo. Ma in quello stesso documento è anche menzionata l'antica pieve di San Giovanni in Campagna, che qui a Bovolone tutti conoscono come la chiesetta di San Zuane, che è un edificio sacro molto caro ai bovolonesi, un piccolo gioiello di arte sacra incastonato nella campagna verdeggiante che circonda Bovolone. Si contraddistingue non soltanto per l'antichità, le origini sono veramente antiche, ma anche per il battistero a forma ottagonale, unico nel suo genere, e per il ciclo di affreschi che ci sono all'interno, realizzati dai frati minori e che ripercorrono attraverso diversi episodi la vita del San Giovanni Battista decollato. Quello che vedete alle mie spalle invece è il Palazzo Vescovile, costruito intorno al 1450, poi oggetto di varie ristrutturazioni in epoche successive. Oggi ospita la sede municipale e nelle pertinenze, o meglio nelle antiche cantine del Vescovo, oggi è ospitata un'esposizione permanente di mobili di vari stili e di varie epoche, a testimonianza di quell'economia del legno che per diversi decenni nel secondo dopoguerra ha caratterizzato e in parte continua anche a caratterizzare l'economia locale. Ma torniamo per un istante ancora indietro nel tempo, 1278, inizio più o meno dell'epoca scaligera. Quello fu l'anno in cui iniziò ufficialmente la fiera agricola di San Biagio. Probabilmente si trattava di agricoltori e allevatori che, approfittando della stagione morta, si ritrovavano per scambiarsi derrate, prodotti, bestiame e quant'altro. Non si sa dove si svolgesse esattamente questo raduno. Sta di fatto che invece le cronache moderne parlano della località in Foro Boario, quella che attualmente coincide più o meno dove c'è la stazione. Lì c'era un grande prato con questi alberi, la foto che state vedendo è forse l'unico documento che testimonia l'esistenza della fiera in quella località. Poi nel corso del tempo è stata spostata prima in centro paese, lungo via Garibaldi, poi sul piazzale Scipioni, qui antistante al Palazzo Vescovile, sul piazzale Molino fino ad arrivare all'attuale location, ovvero il piazzale Aldo Moro. Quello che conta è che in tutti questi anni la fiera non ha mai smesso di esistere, ha resistito a tutto, alle guerre e quant'altro, tranne che al Covid, altrimenti invece di 746 edizioni sarebbero state 747. L'entrata nella Serenissima, siamo nel 1405, coincise con un forte sviluppo dell'attività agricola e anche con un forte sviluppo del commercio, tant'è che nel 1580 venne istituito il mercato settimanale che si svolge tuttora ogni martedì. La storia moderna parla poi dei vari avvicendamenti che qui si sono susseguiti, quindi i francesi prima, gli austriaci poi e poi l'annessione al Regno d'Italia, l'elezione del primo sindaco di Bovolone nel 1867, Luigi Pomini, e poi ci furono i due conflitti con tutti i momenti bui che potete facilmente immaginare, qui a Bovolone come del resto in tutte le altre comunità. Nel secondo dopoguerra inizia però un'altra storia. Ci sarà l'esplosione dell'artigianato del legno, perché le campagne in parte si spopolano per dar vita a tante piccole botteghe artigiane che nel corso del tempo sono poi diventate anche vere e proprie industrie. Ma nelle campagne l'elemento portante, ovvero l'acqua, non è mai stato dimenticato. L'acqua del Menago, che attraversa da sempre da nord a sud il paese e che ne ha sempre caratterizzato la vita sociale ed economica. Ma perché dunque la fiera agricola di San Biagio incorpora tutto questo? È molto semplice ed è per due motivi. Il primo perché valorizza il lavoro sulla terra, quindi gli espositori, gli ultimi ritrovati tecnologici per il mondo agricolo, i convegni in cui vengono trattate tematiche di varia attualità rurale, in primis la sostenibilità. E in secondo luogo perché viene valorizzata anche la figura di chi fruisce di quel lavoro sulla terra, quindi noi consumatori. Ed è per questo che negli ultimi anni si è sviluppata la propensione a valorizzare le produzioni tipiche agroalimentari effettuate direttamente dai professionisti della terra o da aziende specializzate. Ed è una tendenza che si sta rivelando sempre più vincente.
Quindi la fiera non è soltanto la fiera, ma è un paese che si mette in vetrina con i suoi valori e le sue tradizioni. È anche lo specchio di un'avventura umana profonda, molto radicata, che continua anche ai nostri giorni. Ciao ragazzi, ci vediamo in fiera.